Buonasera a tutti da Venezia Channel, stasera veramente un parterre d'eccezione, ancora pochi istanti, partiamo con la sigla e fra poco ritorniamo da voi. Ed eccoci ritornati in studio con i nostri ospiti e stasera sono attorniato dei super specialisti, è una serata dedicata al vino e naturalmente con me ho fortunatamente Emanuela Pregnolato che mi darà sostegno in quanto lei conosce molto bene questa zona. Emanuela, innanzitutto è un ritorno in Piemonte perché ci siamo stati pochi giorni fa con una delle nostre puntate in diretta e stasera ritorniamo. Presentaci un po' questi ospiti, un bel parterre nutrito. Allora, questa sera torniamo in Piemonte, come dicevi, siamo nella zona del Monferrato, precisamente Nizza-Monferrato, quindi siamo nella parte più a sud del Piemonte. La volta precedente eravamo a Caluso, nel Canavese, e questa sera abbiamo qui con noi i produttori del Nizza di OCG che ci parleranno di questa zona. Procediamo insomma a presentare i nostri ospiti. Questa sera abbiamo Gianni Bertolino, che è il presidente dell'Associazione dei Produttori del Nizza. Poi abbiamo Daniele Chiappone, che è il vicepresidente dei Produttori del Nizza, e Caterina Adorno, che è la loro responsabile eventi. Quindi benvenuti. Tra l'altro Caterina Caterina è anche benvenuti a tutti. La presidentessa, come dicevamo prima, del Consorzio dell'Erba Luce di Caluso. Quindi abbiamo fatto proprio una trade union con la puntata precedente dedicata al Piemonte. Gianni Bertolino, Grazie. tra l'altro, benvenuta Caterina, è il proprietario dell'azienda tenuta Olimbauda, mentre Daniele Chiappone dell'azienda erede di Chiappone Armando. Quindi loro sono produttori e all'interno di questa associazione. Allora, innanzitutto... Stasera ti fermo un attimo Emanuela perché volevo avvertire i nostri spettatori che avremo qualche problema di connessione perché vedo che già abbiamo qualche piccolo defiance perché da noi qui a Padova, siamo collegati da Padova mentre Emanuela è da Rovigo, qui a Padova si sta scatenando un temporale quindi probabilmente succederà qualcosa. Sì. Anche quindi, qui però sempre. Voi continuate a seguirci perché se per caso perdo la connessione io rimane Emanuela per cui in qualche modo andiamo avanti, terremo duro. Io vorrei mandare anche una slide, Emanuela, così non so se può aiutare perché naturalmente molti conosceranno questa bellissima area dell'Nizza Monferrato, però qualcheduno un po' come me, magari non moltissimo. Allora io ho preparato qui una slide, come si suol dire, che presenta un pochettino, non so. Ma l'hai preparata tu questa? Sì. Che bravo. L'ho ricavata dal materiale che mi hai inviato. Allora, siamo intanto in Piemonte Rosso. Sì. E poi commenta tu che vai avanti, Emanuela. No, bravo, questa localizzazione è molto utile, così ci rendiamo conto di quale area del Piemonte si tratta. Quindi siamo nella parte più a sud del Piemonte e siamo tra le colline di Nizza Monferrato, colline tra l'altro patrimonio UNESCO se non erro, e qui diciamo la regina indiscussa è la Barbera, questo vitigno italiano per eccellenza che ha diciamo una presenza, come dicevamo prima, abbastanza diffusa in tutta la pianura padana perché si trova in tantissime denominazioni, spesso coinvolto in diversi uvaggi, ha una diffusione insomma importante anche in Italia e non solo, anche all'estero. Però a Nizza abbiamo un vero e proprio cru per la Barbera, quindi l'area di elezione per questo vitigno è la zona di Nizza Monferrato. Per l'esattezza 18 comuni attorno a Nizza
dove la Barbera raggiunge l'eccellenza. Vero Gianni? Sì, no, grazie della super presentazione, vero, vero. Nizza Monferrato storicamente è riconosciuta come, Nizza Monferrato e i comuni intorno a Nizza sono storicamente riconosciuti come tra i migliori per la produzione di questo vitigno. Come hai ricordato tu, il vitigno Barbera è uno dei vitigni più importanti del Piemonte, quasi il 30% dei vitigni piemontesi sono Barbera. È un vitigno piantato in, non mi ricordo esattamente, ma 16-17 diverse regioni in Italia, e ogni tanto ci piace anche definirlo uno dei vitigni italiani più internazionali, perché in realtà è stato portato dai migranti nel passato un po' in tutto il mondo, dal Sud America al Nord America, fino in Australia, Nuova Zelanda. Quindi si trova in realtà la Barbera piantata già da molti anni in diversi paesi del mondo. Nizza, come hai detto tu, storicamente è riconosciuta proprio per questo vitigno, più che ci sono anche altri vitigni, ma più che altri vitigni, questo qui è quello che ha sempre fatto un po' da padrone in questa zona. E adesso non vorrei anticipare tutto, comunque. Certo, beh, ma comunque ci hai inquadrato, ecco, un po' la storia e anche la diffusione di questo vitigno. E allora, dicevamo appunto che qui raggiunge la sua, diciamo, le sue espressioni più importanti a livello qualitativo, perché? Perché qui ci sono le sue origini, ma non solo, ci sono altre ragioni legate al terroir, legate al clima. Però io vorrei partire già facendovi, insomma, facendovi anche tantissimi complimenti, perché voi, insomma, io arrivo, cioè sono nel Veneto, una importante regione produttrice, quindi so come si comportano i consorzi, le aree varie di produzione. Voi avete fatto un lavoro di comunicazione di immagine, devo dire, stupendo, perché siete riusciti in poco tempo, relativamente poco tempo, a comunicare questo qualcosa in più che c'è in quella zona. Facendo rapidamente un passo indietro, il Nizza nasce in realtà nel 2000 come sottozona di una denominazione che era la Barbera d'Asti, giusto? Quindi già c'era stata diciamo, una specifica a livello di territorio per parlare di un habitat in cui la Barbera aveva delle caratteristiche diverse, differenti, che si distinguevano. Poi è arrivata diciamo un ulteriore, c'è stato un passo in più nel 2014 perché è diventata una DOCG. Ecco. Quindi da quel momento voi davvero siete riusciti a comunicare sempre di più l'anima di questo vino in quel territorio. Voi come associazione produttori del Nizza, cioè, parlami un po' di questa associazione, in quanti siete, come lavorate, perché siete un team straordinario, tra l'altro molto diciamo dinamico da un punto di vista degli eventi. Sì, metto questo contributo, è il vostro logo, immagino. Sì, grazie mille. Sì, come hai detto tu, insomma, ci è voluto un po' di tempo per ottenere questa denominazione. È tutto iniziato, diciamo così, concretamente nel 2000 con il riconoscimento delle prime sottozone della Barbera, una di queste appunto la sottozona Nizza. In realtà c'era voglia, si è arrivata alla sottozona Nizza perché prima ancora si sono fatti dei passi, c'era la voglia di differenziare, di fare notare, diciamo così, di sottolineare le peculiarità della Barbera di questa zona. Ma io ricordo sempre, faccio sempre la stessa citazione del 1968, qui ci fu un'alluvione piuttosto importante, il Corriere della Sera mandò un reporter, questo reporter d'opinione scrive qui siamo nella culla della Barbera, questa zona si merita un cru. Ci abbiamo messo 50-60 anni ma il cru è arrivato, quindi è vero che abbiamo messo l'acceleratore, però in realtà... Sì, voi avete messo l'acceleratore. Ha delle radici piuttosto lontane. Sì. Quindi poi nel 2000 con le sottozone, ecco sì, la nascita delle sottozone ha dato un impulso importante, sai cosa che ha avuto questa zona? Ha avuto il fatto di avere già sicuramente qualche marchio, qualche azienda vitivinicola già presente sul mercato, forte, e anche brava a fare marketing, ma soprattutto in realtà un bel numero di produttori, anche abbastanza giovani anagraficamente, con tanta voglia di mettersi insieme, di affrontare nuove sfide e così via. Così è stato. L'associazione è proprio quello, è la voglia di mettersi insieme, tutti insieme, per portare avanti un vero territorio, un territorio non solamente a parole, ma anche perché il territorio è complesso, non vuol dire portare avanti un progetto di un vino,
vuol dire portare avanti, parlarne in giro per il mondo, fare gruppo, cercare di sviluppare il territorio a 360 gradi, anche con una mappa, facendo sistema con la ristorazione, facendo sistema anche con le amministrazioni locali. La nostra associazione raduna al suo interno tutte le tipologie di produttori, sono piccolissimi produttori vitivinicoli, ci sono aziende un pochettino più grosse, ci sono addirittura le cantine sociali migliori della zona, quindi voglio dire è un'associazione forte anche perché ha saputo non essere elitaria, ma ha saputo includere al suo interno tutta l'eccellenza della zona, che fossero cantine sociali, che fossero microproduttori, che fossero produttori già fermati sul mercato. Ed è riuscito in questo intento, secondo me, perché abbiamo visto gli associati sono cresciuti enormemente in poco tempo, dai 15-20 che eravamo all'inizio, oggi siamo più di 60, 69, 65, ho perso un po' il conto perché questi ultimi in aggiornamento, sempre in aggiornamento, sempre in aggiornamento. Non mi ricordo purtroppo tutti, però per dire, è vero, è diventata una sessione grossa, molto molto importante, perché raduna la maggior parte dei produttori della zona, e inizia anche a rappresentare un certo numero di bottiglie, un certo, insomma, sì, è vero. Poi comunque il concetto di fare squadra, di fare rete è fondamentale perché molto spesso riuscire ad emergere da solitario o in solitaria è più difficile, mentre riuscire a far arrivare il messaggio di un territorio, di un comprensorio, può insomma in maniera più diffusa creare un interesse che poi comunque crea un beneficio per tutti, insomma, ecco. Tra l'altro io volevo raccontare questa piccola cosa. Nel 2017 io faccio un giretto a Nizza Monferrato e proprio in quell'occasione Daniele mi ha fatto un po' da ufficio turistico, devo dire questa cosa. Il bello della vostra realtà è questa, che io ho percepito questa cosa, cioè questo spirito si avverte, cioè ogni cantina lì innanzitutto c'è uno spirito comunque di condivisione e poi tutti sono molto bravi a raccontare il territorio, i ristoranti, le tradizioni, i piatti tipici. Infatti Daniele praticamente mi ha predisposto tutta la vacanza, è stato bellissimo, non ho fatto niente, è stato bellissimo perché mi ha trovato il bed and breakfast, mi ha detto dove andare per farmi dei giri, vedere un attimo. Tra l'altro panorama bellissimo quello di Nizza Monferrato, queste colline dolci, queste vallate aperte, non so Luigi se hai una foto. Ma infatti Emanuela, quello che volevo chiedere, dopo manderemo qualche contributo fotografico così commentiamo anche in diretta, è che mi sembra di capire dalle tue parole che hai vissuto in prima persona questa esperienza, che l'esperienza territoriale mischiata a quella del vino sia fondamentale, cioè in qualche modo la si vive insieme, non è separata. Io adesso vi mando alcune foto perché non conosco il territorio, quindi un po' le commenterete voi, ma insomma i posti sono veramente, questa penso sia emblematica questa immagine, no Manuela? Sì, questo è quello che vedevo dal mio bed and breakfast alla mattina. Mamma mia che gioia, che meraviglia, che bene che si stava lì, stava proprio bene. Ecco, questo per dire un po' insomma il paesaggio che si ha attorno, quindi molto rilassante. Si è circondati dalla bellezza, ecco, quindi qua invece non so Luigi, hai questa... L'ho presa sempre dalla cartella stampa, non abbiatevene a mano. Allora, poi io ti ho mandato, sì, poi queste sono alcune immagini probabilmente dei vigneti, poi ecco, un'altra cosa molto cioè importante dell'esperienza che ho fatto in quell'occasione è stata anche il fatto di partecipare a una manifestazione bellissima che era Nizza e Barbera. Io sono andata apposta per partecipare a questo banco d'assaggio. Becco quella giusta. Ecco, tra l'altro questa qui è l'enoteca regionale del Nizza, quindi è la loro tana, il loro quartier generale. Qui eravamo la sera per l'aperitivo dopo il banco d'assaggio, insomma. E anche lì è una situazione bellissima perché c'è questo spazio all'aperto al di fuori dell'enoteca e musica dal vivo, cioè veramente tutta la cittadina vestita a festa, vestita a Barbera, perché poi sono tantissime le iniziative in quelle giornate, anche durante la fase serale, è una sorta
sorta di notte bianca, se posso dire, o sbaglio, perché ci sono tutti i negozi aperti in centro e tutti i ristoranti, ma anche tutti i negozi. Questo è il Foro Boario durante la manifestazione Nizza e Barbera, e qui abbiamo tutti i produttori con i loro banchetti che danno Banchi di assaggio. con i banchi di assaggio, esatto. Poi ho Tra una l'altro bella struttura- fotografia in notturna, penso che dia molto l'idea di quello che dicevi prima, no? Ecco, questa Anche. Nizza di sera, cioè, affollatissima, adesso non sarebbe possibile, immagino. Ma siamo a circa 1 metro, mi sembra, poco meno, circa. Beh, Immagino, ecco, che Nizza e Barbera quest'anno, insomma, purtroppo si è dovuto rinunciare a questo appuntamento che di solito è il primo weekend di maggio, il secondo di maggio, non mi ricordo. Il secondo weekend di maggio, esatto, ecco. Quindi, ecco, anche questa manifestazione è molto sentita dalla cittadinanza e quindi c'è una partecipazione corale da parte di tutte le attività commerciali anche. Questa cosa è bellissima perché in ogni negozio, in ogni vetrina c'è una bottiglia di Barbera, c'è una situazione, insomma, ecco così. E tra l'altro mi ricordo che anche per le vie del centro, concerti, manifestazioni, vero Daniele, se non sbaglio, cioè, Sì, era è una serata che, cioè, è una 3 giorni che che trova il suo culmine nella giornata del sabato e la domenica. Il sabato c'è la parte di degustazione nel pomeriggio e poi la sera diventa proprio una festa per la città, quindi si possono assaggiare i vini che vengono... Ma 3 giorni perché riesci ad arrivare al terzo giorno? Cioè. Sì, diciamo, è un periodo un po' lungo, un po' duro, ma comunque sì. Si può fare. È una progressione. È una progressione. No, una bella occasione di festa. Tra l'altro, insomma, Caterina, tu mi confermerai che la vostra attività di eventi è molto fitta, cioè ci sono tanti appuntamenti. Un altro appuntamento importante è quello del Giro del Nizza, se non sbaglio, no? Esattamente, devo dire che l'associazione produttori del Nizza è molto attiva e praticamente ogni mese abbiamo delle attività in corso, sia come noi come associazione, sia col comune e con altre associazioni che sono in loco. Quindi Giro del Nizza è un'altra attività che è cresciuta tantissimo. Noi come associazione collaboriamo con loro anche perché appunto questa attività si svolge attraverso le cantine e quindi ogni anno, e quest'anno doveva festeggiare il decennale dell'attività e ogni anno è bellissimo perché ci sono più di 30 cantine che aderiscono a questo progetto e la giornata clou anche lì è la domenica perché ormai da 3 anni inizia il venerdì, poi il sabato c'è una seconda attività e la domenica è la giornata clou dove la gente, siamo arrivati a numeri importanti, a circa 600 presenze solo il giorno della domenica. Quindi come funziona questo? Come funziona questo Giro del Nizza? Praticamente è un itinerario, no, tra le cantine. Esattamente, Slow Food Colline Astiane, in collaborazione con l'Enoteca e con noi produttori, organizza questa attività dove fa una cartina e i produttori che aderiscono a questa iniziativa aprono le porte della loro cantina e tu ovviamente c'è un ingresso a Palazzo Crova, quindi presso l'Enoteca regionale. Presso l'Enoteca che abbiamo visto prima. Esattamente, alle 10 del mattino arrivi lì, paghi una quota, hai il tuo bicchiere con la taschina, la cartina e puoi liberamente scegliere dove andare, dove girare, dove andare a trovare i tuoi produttori del cuore e visitare questo meraviglioso territorio come tu hai detto prima. Pranzare, diciamo che si può fare anche un piccolo... assolutamente, perché perché io vedo qua una immagine che un po' stimola. Allora, no, beh, guarda, qui mi tocchi proprio nel vivo, perché, perché quando sono stata lì, io la mattina faccio colazione sempre nel mio bed and breakfast e mangio una cosa buonissima insieme al caffè, e sono questi amaretti.
e sopra vedo scritto Amaretti di Monbaruzzo, che devo dire non conoscevo. E allora prontamente Daniele mi ha indirizzato in un laboratorio di produzione, quindi sono andata a molestare proprio direttamente i produttori in laboratorio e tra l'altro Monbaruzzo è uno dei 18 comuni all'interno della denominazione, quindi siamo proprio nel cuore dell'area del Nizza di OCG. E questa è una delle specialità che si possono trovare, ma ce ne sono tante altre di piatti tipici, c'è una grande accoglienza veramente calorosissima nei ristoranti, ma anche nelle singole cantine. Io posso dire di aver approfittato molto della cantina degli eredi di Daniele e della sua famiglia, che mi hanno accolto in modo davvero speciale. Ecco. Quindi, magari uno si sbaglia, magari suona anche qualche casa privata, magari lo accolgono lo stesso, perché magari c'è uno spirito, come dire, un po' di accoglienza diffuso, visto anche il periodo un po' di festa, immagino, no? Quindi... No, sono molto ospitali, devo dire, quindi ecco, si respira anche quest'aria che è piacevolissima ed è un modo per scoprire il territorio, cioè attraverso il vino poi si aprono insomma tante altre porte per scoprire tutte queste cose, questi tesori del gusto. Io nel frattempo, ecco, insomma, avevo già fatto qualche sorso, poi ovviamente mi sono aperta una Barbera, immagino che anche voi avrete un vino, insomma, questo è un aperitivo. Io no, perché tu Emanuela non mi hai mandato il tir qui davanti, non è arrivato, non mi ha scaricato niente, per cui io ho un tipico bianco per serale e quindi... sarà un'erbaluce di Caluso allora sicuramente. Facciamo così. Tra l'altro approfitto di questo stop per un po' darvi tutti i saluti che sono arrivati nel frattempo. Penso che siano tutte persone che vi conoscono: Gianluca Morino con Vai Emotion, Susanna Galandrino con Evviva il Nizza, Filippo Genzano Rita, viva il Nizza sempre. Abbiamo anche Giorgio Gnavi, da Caruso. Oh, Giorgio. Vignatec Canelli, Alessandra Ferraris, viva Gianni, Giorgio appunto, Gibar, insomma un po' di amici ci stanno seguendo e vi stanno naturalmente inviando i loro saluti e i complimenti, quindi fate per dovere di cronaca questo saluto, che così potete ricambiare. Io direi che a questo punto fate una bella degustazione voi che avete nel bicchiere questo Barbera. Beh, allora, chi è che conduce questa degustazione? Un po' a turno, dai, ve la dividete. Beh, io vorrei dire una cosa. Daniele sicuramente parti tu. Però io volevo dire una cosa prima, l'abbiamo detta nel fuori onda prima di iniziare, cioè la Barbera è un grande vino italiano, nel senso che ha una lunga storia, anche da un punto di vista proprio ampelografico in Piemonte. È un vino che, diciamo, nell'immaginario collettivo è sempre stato legato a un consumo più, diciamo, così, da merenda, in modo disimpegnato. E ci sono tanti vitigni anche in Veneto che hanno sempre avuto una collocazione, ecco, magari più legata a vino da taglio o a queste situazioni d'osteria, eccetera. Poi in realtà anche noi qui in Veneto stiamo recuperando delle varietà e dandogli un rango di come... Mi viene in mente il Durello, per esempio, no? Che è elevato con la metodologia del metodo classico. Mi tocchi nel cuore, tu Emanuela, quando parli di Durello. Ho citato apposta. E così la Barbera in Piemonte, in questa zona. Quindi impariamo a riscoprire i grandi tesori dell'ampelografia italiana, dell'enologia italiana. La Barbera qui è una vera eccellenza. Adesso lascio, ecco, scusate il preambolo, ma era doveroso. Effettivamente l'Italia si chiamava Enotria anticamente, quindi questo fa capire come in realtà le 20 regioni italiane offrano veramente dei tesori che ancora oggi non sono neanche conosciuti localmente. Per tornare alla Barbera, come vitigno è un grandissimo vitigno perché ha un potenziale. A seconda del terreno e delle condizioni pedoclimatiche possiamo produrre in base alle esigenze nostre un Barbera giovane,
un Barbera con un medio affinamento e poi un Nizza. Quindi questo ci permette di sfruttare le posizioni, ci permette di sfruttare la storicità delle vigne, perché ricordiamoci che abbiamo un grande patrimonio in Piemonte, quella di avere un quantitativo ancora importante di vecchi vigneti, e nel caso del Nizza veramente posso dire senza sbagliarmi di troppo che un 40 o un 50% di questi vecchi vigneti sono ancora in produzione, e questo permette veramente di partire con una base qualitativa veramente importante, sia perché queste vecchie cultivar hanno un'importanza storica, e sia perché comunque permettono di avere veramente profumi, aromi, longevità nell'affinamento. Io sto bevendo un Nizza 2012 e Mignon, non è che ho avuto grande fantasia. Ma se ce l'avevi lì, la questione è anche proprio di comfort, no? Bisogna sacrificarsi, no? Sì, insomma, vabbè. Per comodità. E nulla, per dire, se vogliamo dire due note, sicuramente la Barbera, abbiamo parlato già della sua freschezza, della sua acidità, che troviamo in tutte le sue espressioni. È la sua grande forza, no? È la sua grande forza. Sì, tu hai parlato bene prima, giustamente, cambiamento climatico, sarà una grande sfida per tutti i vignaioli, e con la Barbera effettivamente abbiamo questa arma in più di poter affrontare climi anche, tra virgolette, più caldi, torridi, partendo comunque con delle basi acide importanti, che ci permetteranno in futuro di avere delle buone maturazioni e soprattutto evoluzioni nel tempo. Altra cosa da dire è il colore. La Barbera è l'esplosione del colore, il rosso rubino con i riflessi violacei è veramente una cosa che anche a chi la beve per la prima volta apre veramente il cuore, e la grande presenza di sensazioni che ricordano la frutta, dalla frutta più o meno fresca fino a quella più magari matura in base all'evoluzione nel tempo. Tu, Gianni, volevi dire qualcosa, mi sembra? Sì, no, quello sono i motivi per cui sono i motivi che hanno reso la Barbera così interessante e così popolare, non nel senso di prodotto da poco, comunque popolare nel senso di conosciuta, proprio quello, cioè il colore, un colore intenso, un frutto intenso di ciliegia matura, di prugne, poi quando si assaggia questa freschezza, e oggi è una grandissima ricchezza questa freschezza. Quello che ci ha stupito nelle ultime annate, 2016 e 2017, due annate bollenti, caldissime, abbiamo visto la gradazione alcolica è aumentata, come penso nei vini praticamente tutto il mondo, comunque tutta Europa sicuramente, la gradazione alcolica è aumentata anche a livelli piuttosto elevati, ma rimangono sempre bilanciati con questa acidità. Attenzione, perché spesso in molti vini, quando fa molto caldo, in molti vitigni cosa fanno? Aumentano il loro grado zuccherino, quindi il loro alcol, ma spesso l'acidità al contrario scende, e quindi ci lascia dei vini poi un po' stucchevoli, un po' difficili da bere. Con la Barbera invece siamo rimasti probabilmente anche stupiti noi, no Daniele? Perché non ci aspettavamo una reazione così interessante. Abbiamo dei vini con un grado alcolico alto che comunque ci dà dolcezza e piacevolezza, ma dall'altra parte una freschezza ospitata e cresciuta, e che le mantiene fresco, croccanti, veramente piacevole da bere, da abbinare con il cibo. Quindi io penso che sicuramente è un vino gastronomico per eccellenza. Ed è un vino veramente versatile, no? Che può sicuramente accompagnare piatti di tutto il mondo. Infatti sta riconquistando anche quelle parti di mondo che non aveva conquistato prima. Quindi appunto siamo contenti alla fine di aver riscoperto a casa nostra uno dei vitigni forse più interessanti oggi con cui fare il nostro lavoro. Visto che abbiamo la responsabile eventi, mi viene un'idea così sul momento. Allora, aspetta Luigi che creiamo un format qua così su due piedi. Allora, abbiamo fatto prima un parallelismo, alla fine azzeccatissimo, senza volere, perché l'ho detta così, sul Durello, che anche lì si tratta di un'uva
che ha sempre avuto nel passato come svantaggio il fatto di essere troppo acido, cioè si ricavava un vino troppo acido, ok? Beh, qui su acidità ci stiamo, Ecco, la che in realtà Barbera, adesso il Durello, è diventato... l'Erba Luce, È diventato un Ecco, vantaggio, un Erbaluce, grande... bravissima, mi ha già anticipato, bravissima, vedi, le donne che hanno intuito subito. Però ecco, No, è diventato un grande vantaggio adesso, è da chiaramente. svantaggio anche per la Barbera, sapendola trattare nei modi dovuti, perché poi c'è tutto un discorso legato alle basse rese, all'utilizzo del legno, per carità. Però ecco, un vino che originariamente era magari troppo, come il Durello, è la stessa storia, cioè era troppo aspro, anche diciamo aveva delle caratteristiche per cui doveva essere tagliato con altro, anzi era l'ideale come vino da taglio. Adesso in realtà è diventato un vantaggio. Beh, lì Emanuela, come dicevi tu, anche con la lavorazione, cioè nel senso anche con i viticoltori che hanno certo, saputo lavorare nel vigneto e ovviamente in cantina, il prodotto si è evoluto, adesso abbiamo un grande prodotto, ma veramente i cambiamenti climatici in qualche modo hanno incentivato, adesso da quanto mi dite anche nella Barbera è successo qualcosa di simile. Sicuramente, ecco, sì, infatti, e sicuramente secondo me anche fare, sarebbe interessante fare, ma ne avevo chattato di queste cose anche con Gianluca Morino, sarebbe interessante fare un laboratorio o comunque una degustazione, un evento comparativo su questo potenziale dell'acidità, cioè sul gioco delle acidità. Ci sono dei vitigni in Italia che hanno questo corredo naturale, l'Erbaluce mi viene in mente, ma il Durello e la Barbera e anche altri, però ne abbiamo già citati 3 dove davvero cioè il cavallo di razza è quello, no? Cioè quello che caratterizza. E insomma, ripeto, siamo riusciti nel tempo a trasformare qualcosa che inizialmente era uno svantaggio, qualcosa che rendeva il vino troppo aspro, in realtà in qualcosa che può dare delle grandi opportunità. Tu proponi, Emanuela, una sorta di gemellaggio, un'occasione, sì, no, appena ci incontreremo potremo abbracciarci, perché non abbracciarci scambiandoci una bottiglia di Durello con una bottiglia di Barbera, perché no? Certo, ma poi insomma anche col consorzio del Durello se ne potrebbe, cioè fare anche creare questo fil rouge, no? Cosa ne pensi, Caterina? Ma allora, noi già Erbaluce Barbera l'abbiamo fatto l'anno scorso. Vedi. Allora, giustamente confermo che soprattutto per il Piemonte il cambiamento climatico in alcune aree ha giovato molto, perché questa acidità che fino a qualche anno fa ci dice no, quel vino non lo beviamo perché è acido, come dire, no, quella roba lì non è buona. Cioè no, non è così, cioè l'acidità è una cosa, una peculiarità che è molto utile e quindi sia nella Barbera, perché comunque conferisce e dà delle caratteristiche importantissime, e tant'è vero che oggi noi beviamo delle Barbere dei Nizza con 10-15 anni e sono delle favole. Io sto bevendo, Gianni, un tuo 2014 che dicevano mamma mia il 2014 un'annata, per carità, Un'annata invece difficile, è una roba fantastica, fantastica. Il Durello, anche lì l'acidità no. Sull'Erbaluce, per l'amor di Dio, una roba che è acida non la beviamo, non è vero, perché comunque negli anni si è riscoperto che questa caratteristica, questa peculiarità è importantissima a livello tecnico, perché permette a questi prodotti di diventare longevi. E questo è una cosa fantastica, e oggi finalmente ce lo riconoscono anche i giornalisti e anche i tecnici che comunque lavorano quotidianamente su questi prodotti. Quindi bisogna farne forza e bisogna esserne orgogliosi e dare il massimo in tutte le cose. Quindi il Nizza ha delle grandissime potenzialità, noi siamo sempre più contenti, e su tutti gli eventi che noi facevamo e che faremo, abbiamo sempre degli ottimi riscontri. L'ultimo grande evento che abbiamo fatto a novembre insieme agli operatori abbiamo avuto un grandissimo riscontro ed è stato molto bello e molto importante. E poi abbiamo ancora fatto 2 degustazioni, 2 seminari con l'AIS Milano e con l'ASPI, e quindi anche lì
abbiamo avuto degli ottimi riscontri, quindi noi continuiamo ad essere sempre, insomma, sul pezzo per creare delle cose molto belle, ma soprattutto i produttori sono orgogliosi di far parte di questa associazione ed essere comunque con noi, perché questo, cioè io lo dico sempre, il Nizza è un progetto che parte dal cuore, parte dalla volontà di fare insieme delle cose. Io sono ormai 13 anni che lavoro con loro, quindi siamo cresciuti tutti insieme ed è una cosa meravigliosa, e questo dà la dimostrazione che, ecco perché tu dicevi, Manuela, si vede questa passione che si trasmette in questo essere insieme, in questo lavorare insieme e anche nelle difficoltà essere insieme. E questo è bellissimo, è bellissimo. E io sono felice di lavorare con loro e li ringrazio sempre per tutte le belle opportunità che mi danno e che ci siamo, e anche questa di oggi, che è una cosa importante. Gianni, ecco, ci sei, no? Perché ti vedevo col microfono spento, allora pensavo che non fossi collegato con noi, invece sei semplicemente in ascolto di queste donne che parlano in maniera eccezionale di questi confronti fra Durello, eccetera. Cosa ne dici tu, Gianni? No, adesso per quanto riguarda sui vini, sul confronto devo dire la verità, il Durello non lo conosco benissimo. Ma si tratta di una produzione, una bottiglia, così. Te la mandiamo, te la mandiamo, noi sì. ci pensiamo. Tu ci mandi le tue e noi ti mandiamo le nostre. Mi sembra un bello scambio. No, adesso si parlava di attività, di eventi, è vero, abbiamo fatto tantissimi eventi, ma li stiamo ancora facendo. Adesso non facciamo più gli eventi col pubblico, per questi 2 mesi non abbiamo potuto farli, stiamo però continuando a fare tanta attività con i social. Quindi poi un'iniziativa benefica recentemente, so che avete promosso anche questa raccolta fondi, no? Sì, questa è venuta fuori così perché, dato il momento particolare, stavamo appunto mettendo in piedi con Caterina e anche con altre sue collaboratrici, con altre sue amiche, proprio abbiamo messo in piedi una squadra per fare eventi, per seguire anche molti social, per insomma fare altre promozioni, che poi tra l'altro è venuta a taglio, diciamo così, tra virgolette, proprio perché in questa fase dobbiamo concentrarci soprattutto su uffici stampa e sulle attività social. Stiamo facendo mantenere questo filo rosso con tutti i consumatori, bisogna in qualche modo continuare a essere vicini, anche se in modo diverso, diciamo, tra virgolette. Certo, mantenere un contatto, per quello che si può bisogna reinventarsi, perché comunque in così poco tempo non è neanche facilissimo, però siamo riusciti secondo me a fare qualcosa, continuiamo a mantenerci in contatto, continuiamo a farci sentire, i produttori mandano dei video, adesso c'è stata anche, come dicevi tu, una raccolta fondi che è terminata proprio adesso, in questi giorni, stiamo concludendo, è andata molto bene. Abbiamo fatto una cosa, secondo me, anche lì abbiamo voluto dimostrare, non volevamo solamente fare una donazione, fare come si dice, beneficenza, abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, di creare solidarietà, cioè la solidarietà vuol dire far sentire le persone parte di un gruppo, e infatti ha funzionato in questo modo. I produttori hanno messo a disposizione qualche bottiglia del loro vino e i consumatori, quelli che ci seguono, le hanno comprate presso l'enoteca regionale e poi è stato devoluto o comunque verrà devoluto nei prossimi giorni il ricavato agli ospedali della zona. Però volevo dire, non è che sono stati messi solamente dei soldi in beneficenza, ma si è cercato di creare uno spirito solidale, no? Certo. Tra i produttori che hanno partecipato anche con un video, con i loro messaggi, e tra produttori e consumatori, insomma tra tutta la zona, e quindi questo è quello che abbiamo cercato di fare, comunque dare una mano, ma allo stesso tempo cercare di mantenere un gruppo, no? Mantenere voglia di stare in gruppo, di comunicare tra produttori e tra i nostri, diciamo così, consumatori o comunque quelli che ci seguono. Ma infatti colgo molto questo spirito di gruppo, siete molto un gruppo unito, giovane, e anche sempre in continuo, come dire, divenire, cioè in evoluzione, ecco. E questa penso sia una cosa importante, perché non si finisce mai di arrivare, no? C'è sempre un altro obiettivo da raggiungere. Eravamo giovani 20 anni fa quando abbiamo iniziato, adesso insomma qualche anno è passato. Grazie per un gruppo giovane. Grazie per siamo giovanissimi. Manuela, ti fermo un attimo, Manuela, perché hai un fan, non so se tu vedi la
la chat Aspetta, qui adesso a la fianco, guardo. perché devi rispondere, perché c'è Giorgio che ti sta sollecitando, ci sta, cioè, insomma, mi sembra che gli devi una risposta, insomma, se no... In realtà noi complottiamo da tempo per fare questa cosa, sai, così internosto. Tu Giorgio è lo sai, pericolosissimo, pericolosissimo. No, Lo perché garantisco. vogliamo così ripristinare questo asse modello Mario Soldati dalle montagne del Piemonte al mare, quindi ricreare questa... Già l'abbiamo fatto in varie occasioni, Vino Souvenir. Allora, vabbè, anche Bellissimo, bellissimo. Daniele aveva partecipato a Rovigo Racconta con il banco d'assaggio Vino Souvenir, dove c'era la ricostruzione, come tu sai Luigi perché sei venuto anche tu, la ricostruzione del viaggio di Mario Soldati. Mario Soldati che tra l'altro, cioè, diciamolo, lui stesso in Vino al Vino, cioè, dice che la zona d'elezione, cioè la Barbera, lui dice si fa buona nel Monferrato. Lui stesso lo dice che insomma la zona d'elezione della Barbera è proprio quell'area lì, pur essendo un vitigno, come abbiamo detto, presente in tutta la Valle Padana. Fa parte della nostra identità in qualche modo, perché comunque, come dicevo, si ritrova in tanti uvaggi, si ritrova nel Tortonese, inoltre Po, nella zona del Piacentino, nei colli bolognesi. Tra l'altro proprio in quell'occasione a Vino Souvenir abbiamo parlato anche di questo insieme a Marzia Pinotti. Marzia Pinotti che ha scritto il libro La Barbera è femmina ed è bravissima a ricostruire anche questo percorso. Per cui sì, ecco, Giorgio lo sa che noi abbiamo quest'idea un po' così infatti, legata vedo anche a che... creare una sorta di dialogo tra queste due parti dall'ovest verso Lo vedo est. molto attivo sulla chat, quindi grazie Giorgio per seguirci e sicuramente Poi comunque, lo coinvolgeremo ancora di più, tra l'altro, ma insieme con tutti. a proposito di sommelier Ice, il consorzio del Nizza ha partecipato all'ultima edizione di OCG Wine Experience a Padova, che anche tu, Luigi, conosci bene. Quest'anno purtroppo non si è svolta per ovvi motivi, perché è una biennale, diciamo. E anche in quell'occasione è stato bellissimo perché si è parlato, ecco, in modo corale della Barbera del Nizza. Loro sono bravissimi ad attivarsi e diciamo, a far arrivare il messaggio di questo territorio in maniera, diciamo, come una squadra. Questa cosa è bellissima, io continuo a dirlo, sai, te ne ho parlato tanto di questa realtà, Certo. perché a me è piaciuto questo spirito, che è importantissimo, deve emergere il territorio, è importante. Ma io spero che quando supereremo questo momento di poter venire a farvi visita, quando potremo riabbracciarci, passerà, insomma, no? Tutto passerà e quindi io credo, mi prenoto già in anticipo un posto insieme con Emanuela. Luigi, non hai capito, tutta sta cosa è fatta per farci ospitare in Monferrato, in realtà. Ecco, tutto... Vogliamo lisciargli un po' il pelo. Ma sai come siamo noi giornalisti? Siamo degli scrocconi, andiamo sempre a I giornalisti sono conosciuti solamente per quello, non perché scrivono, solamente perché scroccano da mangiare, da bere, qualsiasi cosa. Scusate, scherzo per i miei amici o colleghi. Insomma, il Nizza e Barbera l'ho fatto, piacerebbe venire a fare il giro del Nizza. Una cosa volevo dire, vero, infatti, questo è ad aprile di solito, vero, il giro del Nizza? Assolutamente, quindi aprile del prossimo anno, preparatevi, ci sarà un altro 3 giorni da brivido, perché il decennale di quest'anno sarà spostato il prossimo anno. Da brivido. Un'altra cosa che volevo dire è che loro in realtà hanno fatto un'operazione alla francese e sono stati i primi, credo, sulla Barbera, nel senso che tra l'altro anche Walter Massa l'ha detta in qualche occasione sta cosa, cioè la Barbera è sempre apparsa come nome del vitigno all'interno della denominazione, no? Non ci si è mai sganciati. Voi penso siete stati i primi a sganciarvi dal nome del vitigno, questa cosa è molto importante, e a far emergere la localizzazione, cioè il territorio, quindi Nizza. Questa è una cosa molto importante perché non si parla più in modo indistinto, anche nella comunicazione di Barbera, che viene prodotta in diverse aree, si parla di un luogo, quindi del Nizza, sì o no? Nizza.
parla di Nizza. Dico qualcosa io, poi È Daniele un'operazione no, sì, è stata un'operazione importante. Non siamo proprio i primi, perché in realtà, se tu pensi a Barolo, loro hanno fatto questa operazione non so quando, decenni. No, dico per la Barbera. Per la Parlo per la Barbera Barbera. è stato, sì, soprattutto è stata un'operazione coraggiosa all'interno di una denominazione così importante e così grossa in Piemonte. Quindi sicuramente, anzi, quando abbiamo iniziato sulla Barbera, all'inizio come sottozona, sai, Barbera d'Asti, Superiore Nizza, nessuno ha detto niente. Quando si è deciso di passare al Nizza DCG, ci sono state tantissime discussioni importanti, anche fatte da produttori piuttosto diciamo pesanti in senso di numeri. Comunque se ne è parlato tanto perché si aveva paura, qualcuno aveva un po' paura, perché partire con un nuovo nome, una nuova, diciamo così, da spingere in questo panorama mondiale, no? Ormai perché ormai il mercato è un mercato mondiale, insomma, non è che non abbia spaventato nessuno, anzi, tutt'altro, però la maggior parte dei produttori in realtà erano convinti della bontà di questa operazione, perché comunque sia sempre di più anche il consumatore vuole capire dove viene un vino, vuole sentire il legame che c'è col territorio, no? E Nizza è proprio quello, non è Barbera come vitigno che può essere piantato in tutto il mondo, in qualsiasi posto, ma diventa un vero e proprio terroir, tra virgolette, dove, come mi insegna Daniele, terroir vuol dire non solamente vitigno e terreno, in realtà vuol dire anche cultura, vuol dire anche come i vignaioli sanno coltivare le vignette in quella zona lì, vuol dire microclima, vuol dire tantissime cose tutte insieme. E Nizza riassume, tra l'altro in un termine molto breve, quindi anche facile da pronunciare in tutto il mondo, dai cinesi agli americani, diventa proprio anche un progetto appunto di territorio da questo punto di vista. Nizza vuol dire proprio Barbera, sì, ma Barbera con caratteristiche particolari che dipendono dal microclima, dal territorio, dal terreno, composizione del terreno, ma anche proprio dalle esperienze che hanno i viticoltori in questa zona a coltivare le proprie vigne e a vinificare la Barbera, no? Certo. Quindi Nizza diventa un vero e proprio... Qui, io vi faccio vedere anche la mappa. Sì, Enogea è importantissimo, no, bravo. Qui volevo arrivare. Bravo, sì. Quindi Masnaghetti, che ha fatto questo lavoro straordinario, ha mappato tutti i vigneti. Sì, uno degli ultimi progetti che abbiamo avuto come Nizza, che abbiamo fatto come Nizza, è proprio questo. Un anno e mezzo fa, 2 anni fa, è uscita finalmente la mappa del Nizza, si è lavorato diversi, almeno un paio d'anni per riuscire a realizzarla, e la mappa del Nizza, perciò stiamo facendo un passo in più, cioè oltre alla denominazione Nizza della mappa che avete fatto vedere voi prima, quindi una piccola zona della Barbera, questa, chi vorrà comprare Enogea sul sito appunto di Masnaghetti, potrà vedere tutte le sottozone addirittura, no? Tutti i diversi cru, collina per collina, ogni vigna dei produttori, quindi si sta andando ancora più a fondo, no? Ma dopo tutto abbiamo visto che i consumatori in realtà vogliono anche questo. Molti dicono che le denominazioni devono essere larghe, grosse, perché per semplicità, no, di riconoscimento, di riconoscibilità da parte del consumatore. In realtà ci sono tanti consumatori nel mondo che vogliono cose specifiche, che vogliono qualcosa di specifico. Ma guarda, Presidente, penso che sia la strada giusta, perché l'altro giorno eravamo in collegamento con il Presidente del Soave. E lì proprio hanno intrapreso questa strada in maniera decisa, con un riconoscimento europeo, e quindi proprio con i cru, con le zone proprio li chiamano UGA, mi sembra, unità geografiche ambientali, che è un brutto nome, però è appunto il cru, insomma. Quindi penso che la strada sia proprio questa, quella in qualche modo di andare a specificare la provenienza, anche perché abbiamo questa fortuna in Italia, in molte aree, che il nostro mix tra terreno, aria, condizioni appunto pedoclimatiche, eccetera, ci rende dei vini completamente differenti. Quindi dobbiamo spiegarlo, dobbiamo dirlo anche ai nostri consumatori e anche ai consumatori che arrivano a comprarci dall'estero. Direttore, e vignaiolo? Come? Clima, aria, terreno e vignaiolo, ci manca ancora. Ci mancherebbe anche. Bravo Daniele. Il lavoro che viene fatto dal vignaiolo è fondamentale, lo dicevamo prima, appunto, un prodotto come il Durello,
che è cambiato da così a 3 volte così, è un lavoro che è stato fatto dai vignaioli con grande perizia e bravura, insomma, e che stanno facendo ancora, perché quello che mi piace, io appunto non sono un uomo del vino, nel senso che ci sono arrivato per motivi professionali, ma quello che noto spesso è questa continua evoluzione, soprattutto sulle generazioni giovani, come è inutile che vi nascondiate, ma insomma, questo cambio generazionale che c'è stato in Italia in molte regioni, che ha fatto che ha fatto appunto sì che ci sia un grande lavoro in cantina, in vigna, proprio per dare il meglio e poter capire dove poter intervenire. Credo che questo lo stanno facendo molti ragazzi, molti giovani, certe volte sbagliando, magari creando delle situazioni magari nel percorso non ottimali, però fa parte dell'evoluzione, no? Credo. Certo. Sicuramente la componente degli ultimi anni che ha dato l'energia per andare avanti in Piemonte, ma come ripeto, come per tutte le regioni d'Italia che sono fortemente viticole, è stata proprio quella di avere la forza dal basso, data da un'esigenza dei vignaioli, di poter esprimere al massimo il potenziale della terra. E quello si fa prima di tutto con un po' di umiltà, con voglia di scambiare, quindi rispetto. Io scambio informazioni perché voglio che tu migliori. Poi si può sbagliare, ci manca ancora. Lo sbaglio è un processo creativo per migliorarsi. Però questo, alla base c'è il rispetto, quindi il non vedere più l'altro come solo un potenziale competitor. In realtà noi ci chiamiamo produttori, ma io mando, che ne so, il signor Mariani a bere da Gianni, Gianni lo manda da Caterina, Caterina Confermo. Questa è proprio una realtà palpabile che si nota non solo fortunatamente in Piemonte, ma anche in altre aree. E questo è quello che ha fatto andare avanti, no? Perché se no non si andava da nessuna parte. Invece il lavorare insieme, il creare parola inglese da non usare, l'organizzazione, scambiare informazioni, assaggiare, perché è una cosa che non abbiamo detto, Gianni, è quella che noi facciamo tanti eventi, però alla base abbiamo questa situazione alla cieca che facciamo da quando siamo praticamente nati, in cui terzi preparano le bottiglie, vengono anonimizzate e poi tutti i produttori assaggiano i vini e si danno dei, tra virgolette, punteggi che in realtà sono dei valori. E questo ha fatto venire fuori delle situazioni molto interessanti. Si pensava che una degustazione come un'altra, invece no, è stata forse la base da cui è partito veramente il miglioramento qualitativo del Nizza, no? Quindi una grande... Quindi sono dei panel alla cieca tra di voi, cioè si raccolgono tutti i campioni degli associati, vi trovate e alla cieca... assaggiate. Ecco, quindi assaggiate tutti i campioni alla cieca e lì si è a nudo, perché cioè, ci si mette a nudo perché a quel punto, coprendo l'etichetta, no? Non sapendo di chi si sta parlando, si è liberi anche di esprimere un'opinione in modo, insomma, non condizionato. Poi si parla di 60, 70, 80 campioni e quindi, sai, è difficile avere un riferimento. I primi 5-6 campioni magari... siamo tutti molto così tranquilli, molto piacevoli. Poi ognuno inizia a dire: no, questo no, sai, freni inibitori. No, però al di là di tutto l'ha sottolineato Gianni, il confrontarsi, che non vuol dire nascondere il problema, ma affrontarlo, no? E quindi affrontando un problema si trova il modo di risolverlo. Poi io posso, tra virgolette, rimanere anche della mia idea, però se il gruppo ha bisogno che si faccia una cosa per progredire, occorre molta anche onestà intellettuale di dire ok, io non sono d'accordo, però il gruppo deve andare avanti e quindi va bene la decisione. Ma ogni tanto capita qualche discussione accesa? Qualche parapiglia? No, beh, discussioni accese in realtà servono per riuscire ad arrivare a una soluzione, quindi... Che ne so, sugli aspetti stilistici, tipo andiamo in questa direzione,
invece che verso una... aspetti stilistici se ne parla, no? Più legno, meno legno, magari molta concentrazione, troppa concentrazione, più bevibilità, più eleganza. Quindi le discussioni ci sono accese, non penso, ma confronti sicuramente sì, perché poi alla fine quelli che partecipano sono tutti tecnici, no? Perché sono enologi o comunque i produttori che comunque producono proprio il vino, quindi alla fine sono tecnici. Giustamente qualcuno può dire secondo me è troppo concentrato, secondo me un po' meno, ma non... Sai, la degustazione alla cieca è servita, ha avuto una grandissima impatto perché non è un obbligo, voglio dire, anche il risultato alla fine non dava degli indirizzi obbligatori al produttore, ma serve quella giornata a mettere i produttori di fronte a quella che è la realtà della produttiva anche degli altri, diciamo così, la realtà dei prodotti degli altri. E tutti insieme si discute perché c'è chi viaggia di più, chi viaggia di meno, e quindi arrivano le esperienze. Attenzione che nel mondo si critica questo, attenzione che nel mondo sembra che si vada in quella direzione lì, no? Pensiamo al legno, vecchia discussione di 15 anni fa, forse 15 anni fa c'era troppo legno, poi le cose sono state aggiustate notevolmente, soprattutto sulla Barbera. Quindi è stata proprio ideata in questo modo qui. Alla cieca fino all'ultimo anche i risultati vengono inviati dal segretario comunale che ci raggiunge per la degustazione, vengono inviati in busta chiusa a ogni singolo produttore solamente il suo campione col suo risultato. Perciò fino alla fine rimane completamente alla cieca. Questo perché? Perché la degustazione serve per dare più coscienza ai produttori, non per dare dei diktat. No? È così che ha sempre lavorato l'associazione, cercare di creare una coscienza comune, no? In qualche modo, no? Su quello che deve essere la denominazione. Ha funzionato. È stata l'intuizione del, penso, 2003-2004, quella della degustazione, quindi pensiamo veramente ormai un mucchio di anni fa, però ha funzionato veramente. Oggi la qualità, in effetti la qualità media è decisamente alta. Comunque Emanuela, qui il tempo vola, quando si parla di cose belle, interessanti, la nostra ora sta per ormai svanire, però il Presidente Gianni non ci ha detto cosa stava bevendo, ma cosa stai bevendo? Durello. Un durello. Facci la tua degustazione, il tuo campione, cosa ci dice, cosa ci racconta il tuo bicchiere? Io sto bevendo un Nizza del 2016, quindi un Nizza abbastanza giovane, a dire la verità, potentissimo, perché sono 15 gradi di alcol, come dicevo prima, però fresco, più di 7 di acidità, un vino veramente equilibrato, un frutto incredibile, e le Barbere hanno queste caratteristiche. I primi anni, soprattutto in Nizza, i primi anni viene fuori una frutta intensa, no? Proprio come dicevamo prima, di ciliegia matura, di prugna, qualche piccola spezia che arriva dal legno. Però dopo, adesso io purtroppo sto bevendo giovane, sono un po' avaro delle mie vecchie annate, ma però dopo qualche anno, dopo 6-7 anni, la Barbera e Nizza in particolare cambiano completamente, diventano veramente complessi, si perde un po' questa frutta, ma rimangono freschissimi, e non saprei neanche paragonarli a quale altro vino, forse Daniele che però di me, si terziarizzano i profumi, i tannini e così via, quindi diventano vini veramente molto complessi, molto eleganti. Ma il Barbera ma Emanuela, il Barbera è un vino che io devo comprare e poi metterlo via e dimenticarmi, oppure lo posso aprire? Ma sì, te lo stiamo dicendo da un'ora. No, ma insomma, bisogna comprarne almeno 6 bottiglie, almeno 6. Una la apro. Esattamente. Una la apro e le altre me le dimentico. Io farei così. Comprerei una Barbera giovane da bere subito, in una settimana. Poi 6 di una Barbera da conservare medio-lungo affinamento e 6 Nizza. Così è sicuro di beccare sempre il periodo ideale. Così in base all'occasione uno apre. E poi, allora, per l'estate, adesso si va verso una stagione, ecco, io direi che... a bordo piscina. Cosa ci allora questa sarà l'estate, io sento tutti gli amici, sarà l'estate delle super grigliate in giardino qua, questa cosa, sì. La Barbera è perfetta, anche una Barbera magari più giovane volendo, poi ha di bello questa cosa, che non ha, essendo un vino rosso, un tannino troppo ingombrante, quindi non dico di berla fredda, però un po' raffrescata, lei... Fredda. Sì, fredda addirittura. Voi dite, quindi, ecco, quindi è un vino che, perché c'è anche chi
Cioè, io seguo anche dei ristoranti per alcune attività a livello professionale. C'è chi, anche i ristoranti di pesce, ti ordina il vino rosso, perché magari il bianco non lo beve, insomma, è una questione di gusti, di abitudini. Allora a volte ti chiedono, ma qual è il vino rosso che posso abbinare con il pesce? Lo posso comunque gustare anche un po' più fresco d'estate. La Barbera, ecco, mi sento di dire che insomma, lavorata... Sì, Luigi, dimmi. Ma era quello che volevo sentir dire, la mia domanda. Ok, adesso arriva l'estate, ci possiamo anche permettere una Barbera un po' fresca, tranquilla dalle nostre parti, tra l'altro, ma se no una bella grigliata con una Barbera fresca, raffrescata, esatto. cioè ecco qua Sì, volevo raffrescata, andare. sì, No? certo. Qualche anno fa Mi abbiamo confermate? usato, sì, da un Sì, proprio per questo, ristoratore. perché per la frutta che ha la freschezza e l'acidità, quindi va benissimo. Di solito sono i tannini che danno più fastidio quando sono molto freddi, no? Probabilmente. Invece la Barbera è un po' più versatile anche da quel punto di vista. I tannini sono giusto quelli che arrivano dal legno, qualcuno dei suoi, ma insomma, soprattutto la frutta e la freschezza, quindi sicuramente puoi raffreddarla a 2-3 gradi e goderne ancora di più. Caterina, dicevi? No, qualche anno fa, Daniele era presente, abbiamo fatto una serata pesce e Nizza. E ti ricordi, Daniele, la Taverna del Falco? Sì, mi E sta devo venendo dirti fame, che l'abbinamento Anche a me è stato però ottimo. non ci avete invitato, non ci avete invitato. No. Quando verrete a trovarci, A me piace le non persone so. che ricordano tutti questi begli eventi, no? Esatto. E uno rimane lì come dire, che bello. Percorso che abbiamo comunque fatto in questi anni, abbiamo proprio creato un po' il sistema Nizza, che il sistema Nizza non è nient'altro che sensibilizzare il territorio ad essere sempre più accoglienti. Emanuela l'ha provato di persona, Sì. a parte che io sono testimone, ho sempre avuto le porte aperte da tutti e veramente c'è un'ospitalità veramente pazzesca. Ma il sistema Nizza oggi possiamo essere felici e orgogliosi perché sul territorio i bed and breakfast, i ristoranti parlano Nizza e questo è una cosa meravigliosa. Brava. E tutti veramente, anche i ristoranti, quando apri la carta, la prima pagina quasi sempre è dedicata, anche lì abbiamo fatto un grande lavoro facendo dei progetti pilota sulla carta del Nizza e devo dire che c'è stato un ottimo riscontro e quindi questo è perché un territorio diventa grande quando sposa in pieno il suo prodotto, le sue eccellenze. Da lì poi il Nizza può volare in Australia, in Canada, ovunque ed è riconosciuto, ma quando l'australiano viene sul territorio e i ristoranti e i bed and breakfast parlano la stessa lingua, questo è la carta vincente. Quindi io No, su Caterina, questo sono devo farti i più... complimenti perché effettivamente questo è il punto di partenza Assolutamente, per abbiamo un lavorato vino sodo per e ottenere spesso questo. non è così, guarda, ti posso assicurare purtroppo anche qui in Veneto alcune zone importanti non rispecchiano questo discorso. Come dici tu, bisogna essere certe volte nemo profeta in patria, però bisognerebbe in qualche modo esserlo, perché effettivamente, come dici tu, arriva una persona da fuori, cosa trova? Deve trovare il vino del territorio, ecco. Assolutamente. E i produttori sono Complimenti. stati i primi ambasciatori di questa cosa. Ottimo. Noi abbiamo lavorato forte proprio su questa cosa, sul fidelizzare i nostri associati nei nostri confronti per far capire il grande lavoro dell'associazione, perché poi ci sono alcuni lavori che non li tocchi con mano se non noi dello staff, no? Però noi quello che vogliamo capire e che ogni giorno facciamo è proprio nel sensibilizzare i nostri associati ed ecco perché oggi abbiamo la grande fortuna di avere 68 associati che ci seguono, che hanno questa sensibilità e che quando vanno fuori o che hanno gli ospiti a casa o dove sono, il Nizza per loro è un fiore all'occhiello e questa è la cosa più bella che si possa avere. È un sistema. Io approfitto Caterina per il tuo intervento perché hai un saluto tutto per te, Gianni Bertolino che ti saluta e quindi ti fa i complimenti, quindi Grazie Presidente. è la giusta chiusura.
Manuela, vorrei che tu in qualche modo adesso facessi un po' sintesi. Abbiamo avuto il presidente, abbiamo avuto Daniele, Caterina che ci hanno parlato di questo territorio Allora, bellissimo. Tu ci sì, sei oggi stata e quindi sei un po' testimonial di questa allora area. chiudiamo dicendo il viaggio, Nizza vale il viaggio, nel senso andate a visitare il territorio di Nizza Monferrato, è un territorio bellissimo, le colline sono patrimonio dell'umanità, sono patrimonio UNESCO e poi l'ospitalità è straordinaria. Tra l'altro gli amaretti in Monbaruzzo sono buonissimi. Ritorniamo agli amaretti che sono eccezionali. E loro sanno creare, oltre che accoglienza e tutto il resto, anche divertimento. Ci si diverte, ai loro eventi ci si diverte, questa è una cosa importante. Quindi gusto, divertimento e ospitalità. Io ringrazio Gianni Bertolino, presidente dell'Associazione Produttori del Nizza, Daniele Chiappone. Giovane presidente, sei giovane, c'è poco da nascondersi. Giovanissimo Daniele Chiappone, ancora più giovane. Daniele ancora più giovane, lo vedo dal taglio dei capelli, lo vedo da questo. È un taglio da quarantena. Taglio da quarantena. La bravissima responsabile eventi Caterina Adorno. Caterina non si discute. Approfitto prima di chiudere di dire un paio di informazioni di servizio. Allora, noi poi, grazie a Emanuela, prepareremo anche un testo riepilogativo di questa giornata che uscirà sul nostro magazine, un abstract, sul nostro magazine che si chiama come noi Venezia Channel, tutto si chiama Venezia Channel, il canale televisivo, tutto brandizzato, Venezia Channel, Venezia perché è il plurale, perché noi appunto Venezia era scontato, ma in realtà il Veneto è Venezia dappertutto, il Leone di San Marco lo troviamo veramente in ogni piazza, quindi abbiamo voluto rappresentare. Però come vedete ci allarghiamo dal Veneto, siamo arrivati in Piemonte e l'altro giorno voglio ringraziare proprio tutti perché abbiamo fatto un collegamento col Brasile, con San Paolo di Brasile, abbiamo avuto ben 4.000 persone che ci amano, che ci hanno seguito, perché la comunità, voi sapete bene che la comunità italo-brasiliana è molto, molto forte, anche loro vivono un momento complicato e quindi gli fa piacere questo collegamento. Io direi di fare un brindisi, poi lancio la nostra sigla di chiusura che è una bellissima canzone di un cantautore che in qualche modo ci dà la speranza di ritrovarci senza la mascherina fra qualche tempo, quindi brindisi e poi lancio la cosa, potete rimanere collegati. Cin cin intanto Luigi, a voi tutti. Grazie Gianni, grazie Daniele, grazie Caterina, grazie Manuela. Cin cin. Ciao Presidente, ciao Vice. Ciao. Allora un attimino che lanciamo la sigla. Allora un attimino di pazienza perché la regia qui track eccola che arriva. Costruire un futuro migliore che tutto passerà, vorrei tanto abbracciarti, vorrei starti più vicino e a ridere e scherzare con un bel bicchiere di vino, vorrei tanto abbracciarti, vorrei tanto stare insieme, sai che non posso farlo e perché ti voglio bene. Eccoci, un qua. saluto ultimo ancora a tutti voi e grazie per essere tanto siamo venuti. tra di noi.
non siamo più adesso live. siamo ancora collegati, ma volevo Siamo fare anche un live? saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito, che veramente sono stati tantissimi questa sera. Sì, davvero. Grazie Caterina a si è tutti voi. scollegata, però salutiamo Caterina. Caterina. Grazie mille Prego a tutti voi. No, grazie a voi, grazie Ciao, mille per il ciao, vostro ciao, tempo. ciao, Ciao Gianni, Ciao, ciao Daniele, Presidente. grazie, Ciao. grazie mille. Ciao.